Abbiamo fatto un po' di chilometri per arrivare al lembo estremo del Friuli quasi, perché siamo a Forni di Sopra. Forni di Sopra, subito dopo Forni di Sotto, è un posto meraviglioso. A Forni di Sopra si parlava un dialetto particolare ed è ancora un luogo di grande villeggiatura. D'inverno c'è la neve, d'estate c'è il sole, le passeggiate e le osterie, alberghi. Questa osteria che oggi andremo a conoscere, dove andremo a sentire i profumi dell'osteria, dove assaggeremo la polenta, beh, è un'osteria particolare. Come particolari sono tutti i luoghi tradizionali della nostra Carnia. Mi piace pensare a tutta la vallata che porta fino poi a Forni di Sopra e poi ancora più in là, in Cadore. Ed è un posto meraviglioso, un posto dove io vado abbastanza spesso e dove trovo molti amici, molti altri purtroppo non ci sono più. E ci incontravamo proprio qui, in questa osteria. La vedremo insieme. Eccoci con voi per scoprire insieme le osterie tipiche del nostro Friuli storico. Oggi siamo in Carnia, siamo a Forni di Sopra, alle mie spalle l'osteria La Speranza, un'osteria storica dove pensate ogni cliente ha il suo bicchiere personalizzato e dove si cucinano pietanze a base di erbe. Siamo nel paese delle erbe, anche un paese magico per certi versi. Allora insieme a voi adesso entriamo e scopriamo con i titolari ma anche con una bisnonna che cosa si cucina e che cosa si propone qui e che cosa si mantiene dell'antica tradizione friulana e della Carnia. Che storia ha questa particolare osteria di Forni di Sopra? Beh, qua ci troviamo nel cuore storico di Forni di Sopra, siamo in un'osteria che è datata 1875, una delle peculiarità della nostra perla alpina, uno di quei posti che ti fanno sentire subito a casa. In un momento difficile anche in cui stiamo vivendo ci sono questi locali che ti fanno ancora sentire a contatto con la storia, la tradizione, la voglia di rimanere in famiglia. Osteria che produce piatti tipici, piatti di una volta, i sapori ancora di un tempo. Il momento di stare a Forni diventa anche un momento in cui condividi con le persone del posto questi momenti così importanti, così sereni, ed è una delle peculiarità anche su cui riusciamo a vendere il nostro turismo, quindi non solo la bellezza del paesaggio ma anche la tipicità, il calore, lo stare bene all'interno dei luoghi. E l'Osteria La Speranza proprio è uno di questi posti, un locale storico dove sprigiona una certa atmosfera di intimità, di calore, una magia particolare per chi viene a ritrovarsi per quelle poche ore per trascorrere in serenità e in tranquillità. Riassaporare un sapore vecchio che non trovi più, un qualcosa di antico, anche rivisitato in alcuni aspetti, e direi che è una di quelle mete che all'interno del comune non si possono perdere, anzi bisogna venire assolutamente a fare un passaggio, bere un buon bicchiere, assaggiare qualcosa di particolare. Forni di Sopra conserva nella sua tradizione anche diversi oggetti dei tempi passati. Ci sono diversi musei, si può parlare dei musei? Sì, assolutamente. Abbiamo il museo della latteria dove praticamente sono gli usi e mestieri di una volta, come si faceva il latte, come si lavorava il latte, una latteria turnaria dove ognuno portava le proprie quote di latte e alla fine aveva la propria produzione di formaggio da poter vendere o poter tenere. Oltre a questo abbiamo un altro bellissimo museo, il Museo di Arte Tessile, dove sono riposti dei corredi delle signore, quindi dei pizzi, dei merletti, delle lavorazioni importanti, dei costumi tipici di una volta, che sono stati tirati fuori dai vecchi cassoni, dai vecchi bauloni tenuti nelle soffitte e messi in esposizione alle persone, dove si tessevano le fibre, il lino, fibre autoctone del posto, quindi dalla coltivazione al momento in cui venivano filate e venivano utilizzate, quindi le lane e i lini in particolare. E oltre a questo c'è, al di là di tutto, il Museo del Parco, che è un museo comunque importante, un museo naturale dove uno può entrare a contatto con quello che potrà vivere come esperienza all'esterno.
tipi di alberi, tipi di fauna, di flora, e avere un primo imprinting di quello che troverà intorno al territorio qui vicino. Che gioco è questo? Come si gioca? Questo è un gioco che si gioca con 52 carte, è un gioco molto vecchio che 50 anni fa, 60 giocavano tutti, adesso praticamente giochiamo molto di meno e in pochi. I giovani non pensano di imparare, è un gioco che ci vuole un po' di memoria, è un passatempo per i vecchietti come noi che va bene così. Si porta avanti la tradizione qui in osteria? Ecco, in osteria noi portiamo avanti questa tradizione molto vecchia dei nostri nonni e papà e vecchi. Come si chiama questo gioco? Scarabocchio. Ecco, lo giocavano da quanti anni i vostri avi? Sì, io anni dietro, sì. Era il passatempo per d'inverno nell'osteria, poi passavano un paio di ore giocando in compagnia. Ma oggi questo gioco si gioca ormai solo a Forni di Sopra? No, si gioca anche in Carnia sui paesetti qua, però molto poco, si gioca molto poco questo gioco qui. È andato in disuso, giocano giochi più moderni con le carte da ramino, È sempre un buon bicchiere di vino però. Certamente, io bevo acqua, ma insomma si beve vino qua di solito e passiamo le serate così in compagnia, in allegria e così poi. Si gioca anche alla briscola? Giochiamo anche a briscola 3-7, sì. Di più di questo gioco qui, briscola 3-7 viene giocato. Sempre con le carte da briscola però? Sì, ma queste qua sono 52 carte. Sempre da briscola, ma c'è l'8, il 9 e il 10, invece di avere Fante, Cavallo e Re, 8, 9, 10, poi Fante, Cavallo e Re. È una specie di scopone mischiato con il 3-7. E così è un gioco che ci vuole un po' di memoria. Che adesso qua ci avete scombussolato su un po' che non giochiamo neanche bene. Ecco, adesso abbiamo fatto 13 punti di crica, gentilmente offerti dal nostro amico Mario. Forni di Sopra, paese delle erbe, è la nostra peculiarità. Il nostro patrimonio si trova nei prati e ne usiamo in abbondanza, declinato in vari modi. Dagli affumicati, fums e profums, dagli formaggi erborinati appositamente con le erbe raccolte a Forni di Sopra, a un classico frico che fa parte delle nostre tradizioni, erbe, birre, nelle preparazioni delle grappe. Questo è il nostro valore aggiunto. Il valore aggiunto di questo locale sono proprio dei prodotti particolari che possono essere utilizzati come stuzzichino e sono questi affumicati che sono prodotti in maniera molto naturale, anche questi aromatizzati con le erbe. Abbiamo cervo, agnello, manzo, filetto di maiale e l'anatra, tutti affumicati con segature prodotte da noi, con aromatizzazioni di erbe che sono la nostra caratteristica. Per quanto riguarda la specialità di questo locale, l'Osteria La Speranza, hanno una produzione di formaggi che vengono aromatizzati, erborinati con piante raccolte qua a Forni di Sopra dalla bisnonna Franca, che è anche la persona che stiamo sentendo un benissimo profumo di polenta che sta cucinando sul fuoco, e quindi l'accompagnamento migliore per questo tipo di piatti. Fra le piante che vengono raccolte dalla bisnonna Franca per rendere questi formaggi veramente speciali c'è il rosmarino, l'erba cipollina, il cumino, la maggiorana e l'origano selvatico, origano che si trova proprio nei prati qui da noi. Al 23 giugno, proprio qua fuori, nella piazzetta qui fuori, abbiamo iniziato diversi anni fa a presentare un ricordo del passato che è la notte di San Giovanni, quindi con tutto quello che sono le sue peculiarità,
le tradizioni locali, le tradizioni della Carnia, e un paio d'anni fa siamo riusciti a recuperare un manoscritto di una signora del posto, nel quale ci si raccontava proprio come andava fatto il mazzo fornese, e ha una sua particolarità: ci sono piante che non ci sono negli altri luoghi, che raccogliamo soltanto qua, e dal 1600 sono stati indicati i posti dove andavano raccolte queste piante. Il mazzo di San Giovanni viene raccolto la mattina del 24 giugno, benedetto in chiesa e conservato come talismano della casa. Viene segnato, preparato e poi conservato per tutto l'anno all'interno dell'abitazione per proteggere la casa e i suoi abitanti. Il mazzo di San Giovanni Fornese può contenere al massimo 28 piante, come il numero minimo di giorni che ha il mese nell'anno, quindi il mese di febbraio. Le piante sono raccolte in luoghi specifici, almeno una delle piante lo deve essere, e questi luoghi sono stati designati già dal 1600. In questo caso specifico le piante più particolari del mazzo di San Giovanni Fornese sono la carlina, o pane degli alpini, che serve per rendere il mazzo di San Giovanni più carico di proprietà di protezione per la casa. Ci sono diverse piante che sono legate alla tradizione per combattere le streghe, perché le streghe sono, come in tutti i luoghi di montagna, una delle caratterizzazioni più forti. Le streghe erano sempre considerate esseri buoni e cattivi. Buoni perché la comunità ne aveva bisogno, non essendoci il medico. La strega di solito fungeva a essere comare, a essere d'aiuto nei casi in cui c'erano dei problemi di salute gravi, però avevano anche la peculiarità di fare gli malefici, e quindi si cercava, facendo il mazzo di San Giovanni, di proteggersi da loro. E quindi c'è lo scacciadiavoli o iperico, l'erba di San Giovanni per eccellenza, ci sono il ginepro che protegge dalle streghe e dai demoni, ci sono piante come il fiore dell'asparago selvatico, che è un'ottima pianta da mangiare, ma che chi aveva costruito questo mazzo ricordava lo scopa delle streghe. Ci sono piante come il giglio di San Giovanni che fiorisce proprio in quel momento, e quindi vanno inserite nel mazzo per dare forza all'insieme. Una delle piante importantissime nel mazzo di San Giovanni Fornese, che non si trova negli altri mazzi, è il tarassaco. Il tarassaco è simbolo di trasformazione e quindi fondamentale per poter avere nel futuro grandi risultati. Ci sono altre piante che in questo mazzo non ci sono perché sono piante velenose, piante particolari, ma in questo manoscritto sono state citate. Sono il gisquiamo, che nel passato, pur essendo una pianta velenosa, era una pianta curativa, e la mandragora, che è molto conosciuta come pianta magica, ma di solito viene usata proprio dalle streghe, non viene messa in un mazzo protettivo. Non siamo riusciti a capire dal manoscritto quale peculiarità avesse all'interno di un mazzo protettivo. Franca, qual è la storia della cucina di Forni di Sopra? Beh, è una storia molto lunga, è una storia di una cucina povera. I nostri nonni mangiavano quello che coltivavano, quello che trovavano, e c'era tanta miseria e dovevano contentarsi di quello che c'era. Cosa c'era una volta? Cosa si metteva in tavola? Beh, la polenta non mancava mai. Il minestrone con tutte le erbe dei nostri campi, fagioli, patate, erbe selvatiche per aggiungere, per abbondare, un po' di zucca, e dopo non esisteva poca pasta, poco riso, e facevano las fregalas,
che la sfregalas è una specie di spetzli fatti con latte e farina, presi con 2 cucchiai e li buttavano nella minestra e si addensava e la pancia si riempiva più facilmente. Ecco, e invece negli orti cosa si coltivava? Beh, il mais, fagioli, patate, cappucci, delle rape, che la parte sopra delle rape veniva cotta e data da mangiare alle bestie, le rape sotto, che è una specie di rapa tipo la brovada, veniva cotta e mangiata con un po' di carne o lessata, mangiata a mo' di patate condite. Chi era che cucinava in casa al tempo, come anche adesso? No, c'erano delle famiglie molto allargate, nel senso che c'era la nonna che teneva la cucina, oppure la nuora o la figlia, e facevano da mangiare per tutti gli operai o per i bambini che tornavano da scuola. La cucina era prevalentemente delle donne. E cosa è rimasto da quella volta a oggi come tradizioni dei piatti della cucina tipica di questa zona? E beh, è rimasta poca roba, nel senso che adesso c'è poca gente che fa questi piatti tipici. Io lavoro qua da mia figlia e ho cominciato un po' alla volta perché lei voleva una linea abbastanza semplice, abbastanza tradizionale, e io l'ho aiutata e facciamo questi piatti poveri ma sani, con poco grasso, che non si trovano in giro, a parte in qualche agriturismo, non lo so, ma qua in montagna sono piatti grassi d'inverno, nel senso più sostanziosi, passati, minestroni, robe del genere, e anche durante l'estate. D'inverno più selvaggina, più carne rossa, d'estate più erbe di prato. Abbiamo visto un fricco alle erbe e anche una polenta particolare. Beh, la polenta viene fatta come una volta nel paiolo con la nostra acqua, una farina particolare che viene dal Trentino, che non è raffinata però è grezza, contiene la semola e tutto. E si deve tenere un'ora e tanta forza. Il frico invece viene fatto con i nostri formaggi, con delle patate e poi delle erbe passate in padella e amalgamate con le patate e il formaggio. E sono erbe tutte officinali che si trovano nei prati specialmente in primavera, quando la fioritura è più abbondante. E poi c'è anche come tradizione, come piatto speciale nella storia di questa osteria, un'altra pietanza. Il baccalà, beh, quello sì. Quello è un baccalà fatto in bianco semplicemente, viene lessato, passato in padella con un po' di burro e olio, sale e pepe, e in parte io faccio in una tazza un po' di farina, un po' di latte, un po' di crema, e una volta abbastanza cotto, cioè all'ultimo aggiungo questo latte per addensarlo e basta, semplicemente così. A cosa si uniscono i piatti come bevanda, il vino una volta e oggi? Beh, una volta era il vino magari solo rosso, era difficile trovare il vino bianco. E magari in qualche osteria anche lo allungavano con un po' di acqua per arricchirsi un po'. Invece sì, si beve vino bianco, ma la maggior parte vino rosso, sia Cabernet che Merlot, perché i piatti sono abbastanza sostanziosi e richiedono questo tipo di vino. Franca, cuoca, nonna e bisnonna, quanto è importante tramandare la tradizione della cucina anche ai più giovani?
è importante tantissimo, però io vedo che non mi seguono, non hanno la voglia di seguirmi. Io avevo anche collaborato con la guida del parco precedente, 2 o 3 anni fa, facevamo dei giri con i bambini della scuola, però interessava abbastanza poco, erano più attratti dal telefonino. E allora io mi sono un po' smonata, allora se vogliono io sono disponibile e insegno e vorrei anche collaborare e tutto. Io mi sono fatta un quaderno e ho scritto tutte le ricette vecchie che si può fare, anche con poca roba. E fra cui ho messo solo che 11 qualità di grappe fatte con le erbe. Sono degli infusi non distillati, però sono grappe buone perché qua le richiedono e io devo sempre in continuazione farle. Ci troviamo in un vecchissimo palazzo di Forni di Sopra, un palazzo costruito in stile veneziano intorno al 1860, che a partire più o meno da una quindicina d'anni dopo è stato, diciamo così, occupato dal classico negozio in cui si trovava di tutto, dai generi alimentari, da tutto quanto quello che poteva servire all'interno di un paese. Qui la storia ci insegna che il dominio veneziano aveva portato per tanti anni a sfruttare i boschi e quindi a potersi poi realizzare quella economia che a Venezia serviva per costruire le navi e per costruire anche poi le palafitte. Di conseguenza gli scambi commerciali che si esercitavano in quel periodo non trovavano posto in negozietti come questo, all'interno dei quali venivano anche prestati soldi, veniva usata come banca. Diciamo che i primi documenti risalgono al 1875, quando un certo De Paoli, il cui il nome non si conosce solo il cognome, esercitava l'attività di negoziante e dai registri commerciali di quell'epoca si è scoperto che molte delle partite che lui acquistava venivano pagate addirittura con del baccalà secco, con dei fagioli e con delle patate. E quindi diciamo si usava già a quel tempo uno scambio quasi in natura di tutto quello che si poteva realizzare all'interno di questo paese. La storia poi, passata il dominio veneziano, Venezia ha regalato, diciamo, questa contrada ai conti Savorgnan, tanto è vero che questi in antichità venivano chiamati e definiti i forni savorgnani. Questo è rimasto, diciamo, poi nel tempo anche come nomenclatura, tanto è vero che il paese di Forni esiste solo come denominazione comunale amministrativa, perché di fatto il paese consta di 3 frazioni che si chiamano Vico, Andrazza e Cella. Non c'è un nucleo abitato vero e proprio con la definizione Forni di Sopra, ma la definizione deriva appunto dall'antica storia dei forni savorgnani. In questo senso l'eredità che ci è stata lasciata dal punto di vista anche urbanistico ed edilizio è una eredità molto importante, che nel tempo è stata conservata e tuttora si possono godere la possibilità di incontrare non solo palazzi come questo dove ci troviamo in questo momento, ma addirittura qui accanto c'è il vecchio palazzo dove proprio la Repubblica di Venezia, l'Inquisizione veneziana, addirittura veniva usato come tribunale e veniva usato anche come carcere. Ci sono ancora le vecchie catene, ci sono ancora tutti gli anelli, ci sono tutte le panche di una volta di pietra dove venivano incatenati quelli che a rigor di logica dalla Repubblica Veneziana venivano considerati dei traditori o venivano considerati gente che sicuramente non era allineata con le idee di quel tempo. Per il resto il paese in questo momento sta attraversando un periodo molto particolare, come credo tutti i paesi della Carnia,
è un paese che soffre, ha sofferto di una grossa emigrazione, ha sofferto di un grossissimo calo demografico. Basti pensare che se facciamo un salto indietro nel tempo, più o meno agli anni 80, 70, 80, il paese contava 3.000-3.500 anime. Oggi purtroppo siamo scesi al livello di 980 abitanti residenti. Questo fa capire come questi paesi, in modo particolare l'Alta Carnia come questa, ha sofferto tutto quel sistema, diciamo così, di variazione sociale che è conseguenza anche di non aver pensato in modo sicuro a quello che poteva essere il futuro di vallate come queste. Sicuramente la situazione anche delle infrastrutture non aiuta, c'è un'unica strada che parte sostanzialmente da Tolmezzo e arriva qui per poi proseguire attraverso il passo della Mauria per scendere in Cadore a Lorenzago, e quindi anche la comunicazione, diciamo così, con il resto della regione sicuramente non è una cosa molto semplice, è una cosa che tutta la Carnia soffre. Ci sono 4 vallate e per risalire o discendere da ogni vallata bisogna comunque scendere o a Villa Santina o a Tolmezzo e poi risalire, e quindi la comunicazione di certo non ha aiutato a fare quel salto di qualità dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche degli scambi commerciali o dall'insediamento di attività microproduttive che possono aver contribuito in qualche modo al mantenimento della popolazione in loco. Oggi, grazie al turismo, diciamo che questa vallata, in modo particolare la Valle del Tagliamento, sta subendo, o meglio, sta conoscendo una grande rinascita. Gli investimenti che sono stati fatti negli ultimi anni dalla Promoturismo e anche in questi ultimi periodi hanno riportato la gente a interessarsi in questa vallata, non solo perché è stata dichiarata patrimonio dell'UNESCO e quindi per la sua bellezza naturale è diventata un po' all'attenzione della gente, ma soprattutto anche per il modo di vivere. Qui non è stato scelto un sistema di massa, di turismo di massa, ma è stato scelto di privilegiare un turismo di carattere familiare, un turismo che ama la tranquillità, che ama la natura, che ama il rilassarsi, che ama le passeggiate, e qui ormai veramente di percorsi, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista anche, diciamo così, per chi vuole praticare esperienze sportive un pochino più forti in questo senso, trova veramente il terreno ideale. Ci siamo divertiti? Abbiamo assaporato cose genuine e abbiamo visto anche la tradizione del bicchiere, il bicchiere personale. È una tradizione che non si trova in tutti i posti in Carnia, però lo troviamo molto spesso nelle birrerie austriache, in Germania, e lì tutti hanno il proprio boccale e tutti bevono in quel bicchiere, in quel boccale che è deputato. Guai a toccare il bicchiere di un altro, guai a toccare il boccale di un altro. E anche questa è una delle tradizioni che ci piace raccontare, così come ci piacerà raccontare della prossima osteria che insieme andremo a conoscere.